Si è spenta all'ospedale di Lavagna Don Marcellino Valente, aveva 96 anni, già segretario personale dell'arcivescovo di Cagliari Monsignor Botto, è ricordato come pastore mite e umile. Un grave scandalo, il mondo del calcio non può andare avanti così. Il giornalista Emanuele Dotto definisce così il caso Virtus Entella, una brutta pagina di sport, ha detto ai nostri microfoni. Anche il vescovo di Chiavari al fianco dei lavoratori della storia di Casarza Ligure, Monsignor Tanasini, sentirà i vertici aziendali. Domani mattina ha preannunciato un nuovo sciopero dei dipendenti. In arrivo la prima perturbazione d'autunno, diramato l'allerta arancione su tutta la Liguria. Osservati speciali i bacini medi e piccoli a Levante, la fase critica dalle 6 alle 18 di domani. Dio ama ogni vita umana, l'aborto non è un atto civile né terapeutico, a dirlo il Papa in udienza generale questa mattina. Abortire, ha detto, è come affittare un sicario per risolvere un problema. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Avete ascoltato dai titoli: un lutto ha colpito il clero diocesano, si è spenta all'ospedale di Lavagna Don Marcellino Valente, aveva 96 anni, originario di Cicagna. Nella chiesa santuario verranno celebrati i funerali domani alle 15:30, presieduti dal vescovo. Il rosario sarà recitato questa sera alle 19 nella camera mortuaria dell'ospedale di Lavagna e alle 20:30 a Cicagna. Don Marcellino lascia la nipote con il marito, le pronipoti e il ricordo di un uomo mite e benevolo. Nel servizio un breve ricordo. Si è spento all'ospedale di Lavagna Monsignor Marcellino Valente, uno dei sacerdoti più longevi della diocesi. Aveva 96 anni e da qualche tempo era ricoverato nel nosocomio lavagnese a causa di difficoltà respiratorie. Era nato a Cicagna il 23 giugno del 1922 ed era stato ordinato sacerdote il 6 aprile 1946. Nei primi anni della sua missione pastorale aveva ricoperto l'incarico di curato a Cogorno ed economo del seminario. In questo ruolo aveva collaborato con l'allora rettore Monsignor Paolo Botto. Quando Monsignor Botto nel 1949 fu consacrato arcivescovo di Cagliari, scelse Don Marcellino come suo segretario personale. Al fianco di Monsignor Botto, Don Marcellino rimase sino alla morte del presule, avvenuta a Roma nel 1974. Quindi rientrò in diocesi, dove riassunse l'incarico di economo del seminario e al tempo stesso la guida delle parrocchie di Breccanecca prima, Sanguineto e Campodonico poi. Direttore di Casa Marchesani, aveva a lungo abitato nell'edificio, prima di trasferirsi alla Casa del Clero, dove è rimasto sino a 2 settimane fa. Don Marcellino aveva ricevuto il dono di vivere un lungo ministero sacerdotale, durate oltre 72 anni, con lo spirito e il carattere di un uomo mite, affidato al Signore, pastore umile e sorridente. Così aveva scherzato in occasione della festa per il suo 60° di sacerdozio. Ricordano quello che uno ha avuto, ricordano quello che uno ha fatto, ricordano anche quello che uno magari non ha fatto, anche quello. Comunque tutto insieme, tutta gloria di Dio. Le esequie saranno ritrasmesse su Telepace domani pomeriggio dalle 17 al canale 15. Ora parliamo di un altro sacerdote che ci ha lasciato 12 anni fa, Don Nando Negri. Questa mattina, 11 ottobre, memoria di San Giovanni XXIII Papa, il vescovo Alberto Tanasini ha firmato la notifica in cui annuncia che giovedì 1 novembre alle 17:30, nella solennità di Tutti i Santi, nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, procederà alla chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Ferdinando Negri, sacerdote e fondatore dell'opera Villaggio del Ragazzo. Quanto raccolto durante l'inchiesta, scrive il vescovo, lettere, deposizioni, scritti del servo di Dio, sarà nei giorni seguenti consegnato alla Congregazione Romana delle Cause dei Santi, alla quale compete il diritto di verifica e di approvazione in ordine alle eventuali dichiarazioni di eroicità delle virtù e di riconoscimento della fama di santità del servo di Dio. La chiusura della sessione è pubblica e quindi il vescovo invita alla partecipazione quanti hanno conosciuto e stimato Don Nando. Seguirà la celebrazione della messa presieduta da Monsignor Alberto Tanasini.
Ora voltiamo decisamente pagina. Con l'ennesimo rinvio al giudizio del TAR, la Virtus Entella si trova a vivere una situazione senza precedenti nella storia del calcio e dello sport in generale. Alla riammissione in Serie B sancita dal collegio di garanzia del CONI non sono seguiti i fatti. Al palo i giocatori della squadra e tutti i lavoratori della società biancoceleste. Una situazione scandalosa l'ha definita il giornalista sportivo Emanuele Dotto, al quale abbiamo chiesto un parere. Secondo la sua esperienza, come legge questa situazione che sta investendo la Virtus Entella, un po' il calcio in generale? In una parola, scandalosa, perché in effetti all'Entella ne hanno combinato di cotte e di crude. Poi il comunicato finale dell'udienza rinviata perché non ci sia urgenza è un capolavoro, diciamo, manzoniano da parte di una zecca Garbugli, perché basta leggere quello che hanno scritto. In relazione al procedimento pendente nei confronti dell'Entella, la Lega di B rende noto che la causa presso il TAR del Lazio è stata rinviata a una data da stabilire. Direi che c'è una somma di opzioni scandalose che confermano come il mondo del calcio sia un mondo che vive di sue regole e di sue che vengono calpestate e di sue gestioni assolutamente non manageriali e assolutamente non corrette. La società ha seguito correttamente tutte le strade dal punto di vista legale per cercare di avere una risposta? Il fatto che l'Entella non abbia impugnato i provvedimenti con i quali la Federcalcio e la Lega di B il 5 ottobre scorso non avevano accolto l'istanza di riammissione in Serie B è veramente la ciliegina sulla torta. Non si voleva che l'Entella tornasse in Serie B come avrebbe meritato, ci sono stati dei fallimenti clamorosi, diciamo delle irregolarità amministrative, tecniche e giuridiche, ma tutto questo evidentemente non è bastato, perché trovo veramente scandaloso il comportamento, direi, della Lega Calcio di Serie B e direi anche della Federcalcio. Una questione di questo genere non è mai accaduta nel calcio, nello sport in generale? Mai. Tutto capita, diciamo, nel disinteresse generale. Campionato a 19 squadre, è stato violato il principio della regolarità del torneo. Che cosa può fare una società anche piccola come quella della Virtus Entella? È più che protestare, forse, non so, fare causa, ma a chi? Bisogna chinare il capo. A questo punto direi che mi pare che sia chiaro che l'Entella in B non potrà giocare quest'anno. Fatela giocare in Serie C, teniamo questa brutta pagina, cancelliamola. No, anzi, non cancelliamola, mettiamola a futura memoria, perché così il mondo del calcio non può andare avanti. Un'altra avvertenza che sta tenendo banco in questi giorni è quella della Astore di Casarza Ligure, preannunciato per domani un nuovo sciopero dei dipendenti dai vanti ai cancelli della fabbrica. Ieri gli stessi avevano incontrato il vescovo Alberto Tanasini con una delegazione accompagnata dai responsabili di CGIL e CISL del Tigullio, i quali hanno raccontato le loro problematiche in merito allo spostamento del loro posto di lavoro. Sentiamo. Trasferire un'azienda di 45 dipendenti da Casalza Ligure a Casella significa sconvolgere altrettante famiglie e ferire il territorio della Val Petronio, privandolo di un importante polo produttivo. Questo è ciò che è emerso dall'incontro, in cui il vescovo ha rimarcato l'attenzione della Chiesa chiavarese verso il mondo del lavoro. Monsignor Tanasini ha accolto la richiesta dei lavoratori di farsi portavoce delle loro ragioni verso la Aliaxis SPA, il gruppo a capo della Astore, e ribadire la necessità di ritrovare un valore nel lavoro che vada oltre le dinamiche manageriali. Ma il lavoro innanzitutto ci dà la dignità, la nostra posizione nella società. Qui poi gira intorno al lavoro, girano poi tutti gli aspetti della famiglia. Ora noi abbiamo sollevato questa problematica che la famiglia viene messa in estrema difficoltà nel momento in cui la sede di lavoro si allontana così tanto da casa. Una delle parole più ricorrenti durante l'incontro è stata comunità, intesa sia come quella dei cittadini di Casalza Ligure, come nucleo familiare di ogni lavoratore e come gruppo formato dai 45 dipendenti dell'Astore. Noi siamo uniti in questa battaglia, siamo 45 dipendenti, passiamo insieme più di 8 ore al giorno tra noi, quindi ci conosciamo perfettamente gli uni con gli altri, conosciamo magari le problematiche di uno piuttosto che
che di un altro, e quindi ci si sostiene anche in questo senso. Quindi sì, facciamo comunità in questo senso, ed è importante a nostro avviso portare avanti questa battaglia in modo unitario. Ora uno sguardo all'evoluzione meteorologica delle prossime ore. Sta arrivando una forte perturbazione, possiamo considerarla la prima perturbazione significativa dell'autunno, e l'ARPAL ha diramato pochi minuti fa un'allerta di colore arancione. Ci colleghiamo in diretta telefonica con il portavoce dell'ARPAL, Federico Grasso. Buongiorno Federico. Buongiorno Cristina, a te e a tutti i telespettatori di Telepace. Qual è l'evoluzione meteorologica che dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? Il tempo virerà rapidamente al peggio a partire da questo pomeriggio. Le prime precipitazioni potrebbero interessare la regione Liguria a partire dall'estremo ponente già nella serata, e il grosso dovrebbe arrivare sulla Liguria appunto da stanotte fino a buona parte della giornata di domani. È una perturbazione di quelle brutte, nel senso che porterà precipitazioni di tipo diffuso che interesseranno un po' tutta la Liguria in questo passaggio da ponente verso levante. All'interno di queste precipitazioni diffuse ci aspettiamo che si possano verificare dei temporali forti organizzati e stazionari, che sono gli fenomeni atmosferici più pericolosi per il nostro territorio. Da qui l'allerta arancione per temporali, che lo ricordiamo è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeni meteo. Bisogna prestare molta attenzione, l'invito è quello di seguire le fonti ufficiali, il sito www.allertaliguria.gov.it, gli aggiornamenti che verranno effettuati anche sulla pagina Facebook di ARPAL, e appunto tenersi informati, proprio perché sarà una perturbazione da seguire, porterà piogge su tutto il territorio regionale, ma gli effetti al suolo peggiori si verificheranno laddove potrà andare a instaurarsi la convergenza dei venti e fenomeni potranno assumere carattere stazionario. Ecco, abbiamo visto che nella tabella appunto dell'allertamento ci sono diversi gradi e diversi colori a seconda delle zone. Per esempio il bacino C, che è quello che ci riguarda più da vicino, l'allerta arancione è per i bacini piccoli e medi. Esattamente, diciamo che il Levante regionale dovrebbe essere la parte meno interessata da questa perturbazione, che sembra concentrarsi più sul centro e sul ponente. L'allerta sul Levante è in un primo tempo gialla, poi vira sull'arancione e sui bacini più piccoli, proprio perché sono quelli che subiscono maggiormente gli effetti al suolo di questi temporali forti organizzati stazionari. È una situazione che su C scatta alle 6 di domani mattina e l'arancione andrà avanti fino alle 18 di domani pomeriggio. Qui diciamo in questa fascia oraria si potranno verificare le precipitazioni più significative. Esattamente, più intense. Mentre per i bacini grandi, come nel caso dell'Entella, vediamo che l'allertamento è di colore giallo, probabilmente anche il flusso del fiume consentirà all'acqua di raggiungere il mare più celermente. Diciamo che un bacino grande come quello dell'Entella dovrebbe essere in grado di reagire in maniera un po' meno repentina rispetto a quelli piccoli. Consideriamo anche che partiamo dalla situazione di bagnamento del territorio pressoché nullo, del terreno pressoché nullo, e quindi da una maggiore capacità di assorbire eventuali precipitazioni da parte della terra. Grazie per questo aggiornamento, buon lavoro. Grazie a voi, a risentirci. Bene, ringraziamo Federico Grasso, portavoce dell'ARPAL, per questo aggiornamento meteorologico che riguarda la giornata di domani. Torniamo ora con l'udienza generale tenuta questa mattina da Papa Francesco in piazza San Pietro. Il Papa ha lanciato un monito in difesa della vita umana, di ogni vita umana, da quella del bambino a quella dell'anziano. Francesco ha parlato del quinto comandamento, non uccidere, e ha spiegato che un approccio contraddittorio consente la soppressione della vita umana nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Sentiamo proprio un passaggio delle parole pronunciate dal Papa. Ma come può essere terapeutico, civile o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? Io vi domando, è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? Cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto
fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Pensiamo ad esempio a quando si scopre che una vita nascente è portatrice di disabilità, anche grave. I genitori in questi casi drammatici hanno bisogno di vera vicinanza, di vera solidarietà per affrontare la realtà, superando le comprensibili paure. Invece spesso ricevono frettolosi consigli di interrompere la gravidanza, cioè un modo di dire, interrompere la gravidanza significa fare fuori uno direttamente. Domenica pomeriggio il Vescovo conferirà il mandato ai catechisti della diocesi. L'appuntamento è in cattedrale alle 15:30. Si tratta di un momento personale di comunità a tutti coloro che sono impegnati nell'attività di formazione dei più piccoli che sono chiamati a partecipare. Essere catechista, non fare il catechista, è il servizio di diffondere il Vangelo nei cuori delle persone, soprattutto dei più piccoli, sempre più riconosciuto dalla Chiesa come un ministero. Per questo il momento del mandato, che in diocesi si terrà domenica pomeriggio, si svolgerà in cattedrale alla presenza del Vescovo. I catechisti saranno inviati, come fece Gesù con i 72 discepoli, affinché aiutino ad istruire i ragazzi nella fede. Esserci anche per un giovane che inizia quest'anno, anche per chi è invece da decine d'anni che fa il catechismo, è importante esserci proprio per questa fraternità, scambio e arricchimento reciproco, dove il giovane impara anche dall'adulto e l'adulto dal giovane. L'immagine che guiderà la riflessione sarà quella tratta dal dialogo di Gesù con la Samaritana. Cristo è la vera acqua che disseta. Solo bevendo alla sua fonte i catechisti saranno capaci di riempire di senso le domande dei ragazzi e delle loro famiglie. Domenica l'inizio sarà alle ore 15:30. Avremo una liturgia della parola dove il Vescovo ci dirà anche il suo saluto, il suo augurio per questo nuovo anno catechistico, e poi verrà consegnato personalmente il mandato. Anche qui ci teniamo, anche il Vescovo ci tiene che il mandato sia una consegna personale, quindi non per delega, ma chi è presente riceve il mandato. Chi non può, ma per motivi importanti seri, poi vedremo anche se fare un recupero comunque sarà giustificato, che si può anche, il proprio parroco può anche chiedercelo e daremo il mandato. E poi dopo ci sarà dico solito, però è una cosa bella, un momento di fraternità nel cortile del seminario, anche per salutarci e per augurarci un buon anno catechistico. Torna anche quest'anno il corso di lettura ad alta voce, gli insegnamenti per acquisire una buona padronanza nella lettura tenuti da Miro Gatti nella biblioteca della Società Economica Chiavarese. Dal 15 di ottobre al 3 dicembre 4 lezioni di metodo e 4 laboratori per un totale di 8 incontri ogni lunedì dalle 17 alle 18:30. Le iscrizioni si chiudono entro sabato 13 ottobre. Gli interessati devono presentarsi entro quella data alla biblioteca della Società Economica in via Ravaschieri a Chiavari per poter iscriversi al corso. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi tutti gli ultimi aggiornamenti e lo sport. Ondata di realismo, questo è il titolo di Avvenire. Moavero, il ministro ammette la Libia non è un porto sicuro, il governo alla fine conferma quanto sostenuto da agenzie internazionali. Reportage, il fondatore di Open Arms, l'Unione Europea assente, Salvini, corridoi umanitari per donne e bambini. La manovra è bocciata ma non cambia per ora, critici Banca Italia, Ufficio per il bilancio. Savona, il ministro dei rapporti con l'Europa, modifiche se lo spread sale, e Di Maio intanto attacca Banca Italia sulla critica alle pensioni. E poi l'intervista a Morando del PD, così vogliono uscire dall'euro. Ma poi c'è questo reportage terribile, il dramma dei ragazzi in vendita alla luce del sole. Vediamo, a 15 anni in vendita sul lungomare, ecco il mercato dei ragazzini dell'est. Mondragone, il dramma della prostituzione minorile maschile nel Casertano, dove i figli dei rom bulgari sfruttati per ore da caporali nei campi finiscono poi sulla strada per guadagnare i
pochi spiccioli, la denuncia della Caritas locale, non vanno a scuola, bisogna integrarli, ma il paese è una polveriera. Siamo sul secolo XIX, il conto delle imprese dopo il crollo del ponte Morandi, danni per 400 milioni di euro, decreto sugli emendamenti della maggioranza, indennizzi e casse in deroga, c'è l'ok agli sfollati per poter recuperare i beni nelle loro case e il giudice libera anche via 30 giugno. La nazionale azzurra rende omaggio alle vittime del ponte, l'ilo shock è doppio e l'intervento del CT della nazionale Roberto Mancini, un abbraccio alla città ferita per ripartire. Parlando sempre di calcio, appunto il Genoa, ribaltone prezioso, via Ballardini, torna Juric, non c'era gioco, guardo avanti. Chiavari cerca rimedio al flop dei parcometri, sul campo con la task force capitanata dal sindaco, e sempre a Chiavari Entella, beffa infinita, la non partita più lunga del mondo. Vediamo nelle pagine del Levante altro rinvio del giudizio al TAR. Avanti di questo passo non giocherà più il presidente Gozzi, l'atteggiamento della federazione è paradossale, l'avvocato Chiti dilato nei tempi all'infinito. E poi c'è un'intervista anche al candidato unico della FIGC Gravina, giustizia da riformare, un caso così non deve ripetersi. E ancora sul Levante del secolo XIX, caso a storia di Casalza Ligure, il vescovo sentirà l'azienda, Monsignor Tanasini ha incontrato i lavoratori sindacalisti e ha promesso il suo appoggio per evitare il trasferimento. E sotto la notizia, beatificazioni di Donnando, conclusa l'inchiesta diocesana, il 1 novembre in cattedrale a Chiavari, rito pubblico e sigillo degli atti da portare a Roma. Per le ultime notizie andiamo in redazione, per noi oggi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina. Il provvedimento di allerta meteo sul Levante Ligure, relativo soprattutto ai bacini piccoli e medi, sta sollecitando i sindaci del territorio a prendere provvedimenti più adeguati, relativi all'apertura domani delle scuole. Alcuni provvedimenti sono già stati presi, ad esempio a Cogorno per il momento le scuole resteranno aperte, mentre a Moconesi domani è stato deciso che saranno chiuse. A Rapallo le scuole pure saranno chiuse. Le singole decisioni sono comunque in fase di aggiornamento. Dalla redazione è tutto, linea Teo allo studio. Bene, grazie. Aggiorneremo queste notizie nel corso del nostro telegiornale serale, ma anche potrete continuare a seguire sul nostro sito internet teleradiopace.com. Ora però diamo una notizia di sport che riguarda la pallanuoto. All'Auditorium delle Clarisse di Rapallo infatti sono state presentate ufficialmente le squadre del Rapallo Pallanuoto e la stagione agonistica 2018-2019. Gli atleti hanno sfilato sul palco insieme al tecnico Luca Antonucci e allo staff dirigenziale dinanzi ad un folto pubblico. L'evento è stato introdotto da un minuto di silenzio in memoria delle vittime del crollo del ponte Morandi. L'attesa maggiore è stata per la presentazione della prima squadra femminile che disputerà il campionato di Serie A1 e che si è proposta in veste rinnovata e rinforzata. Un plauso anche alle formazioni giovanili che nella scorsa stagione hanno conquistato medaglia d'oro e il titolo di campione d'Italia Under 19 femminile, il secondo e il terzo posto tenuto alle finali nazionali di categoria rispettivamente dalla squadra Under 15 e Under 17. Menzione speciale per Sofia Giustini e Nicole Zanetta. Alle Under 19 è stata consegnata una targa di riconoscimento da parte del comune di Rapallo. Dalla Rapallo Pallanuoto si è poi passati alla Rapallo Nuoto, sono intervenuti sul palco il presidente della storica società giallo-blu Alessandro Martini e i dirigenti Enrico Tacchini e Raffaele Viani, che hanno illustrato tutte le novità che riguardano l'attività condotta da oltre 40 anni dalla Rapallo Nuoto, gestore dell'impianto natatorio comunale del Poggiolino. Stiamo vedendo alcune fotografie. E con lo sport si conclude questa edizione del telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19.15, alle 20.30, 22.45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.